Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Ioz, benvenuti al Pala di Fiore per la 22esima giornata di Serie A. Lido di Ostia e Petrarca si affrontano in un match che vale tantissimo in ottica salvezza. Padroni di casa a +3 sui veneti, padroni di casa reduci da 3 vittorie consecutive. Dall'altra parte invece un Petrarca che arriva da 5 stop di fila e spera oggi di uscire dal tunnel. Squadre disposte, il fischio, il direttore di gara, il saluto rivolto al pubblico del Pala di Fiore. Noi ne approfittiamo per andare a conoscere i quintetti di partenza. Lido di Ostia con Di Ponto tra i pali, in mezzo al campo Cutrupi, Renghifo, Rocia e Barra. A disposizione di Maurizio Grassi, Cerulli, Esposito, Adamo, Giampaolo, Motta, Scalambretti, Pauligno e Lutta. Squalificato Gattarelli. Risponde il Petrarca con Moretti tra i pali, in mezzo al campo Pedotti, Sividini, Alba e Shaker, il grande ex dell'incontro. A disposizione di Luca Giampaolo anche Costa, Del Pizzo, Bezzegato, Vitale, Nicolazzi, Superbo, Sardella, Bargellini e Sebastiano Beretta, scusate. Uno squalificato anche per la squadra ospite, si tratta di Urio. A dirigere l'incontro invece il signor Alessandro D'Arrigo della sezione di Policoro e il signor Simone Zanfino della sezione di Agropoli. Al cronometro Gianluca Gentile di Roma 1. Foto di squadra, foto di rito prima dell'inizio di questo match. Lo ripetiamo, vale tantissimo questa sfida in ottica salvezza. Il Lido in questo momento sarebbe salvo direttamente a 3 punti di vantaggio sul Petrarca, che invece, se il campionato finisse così, sarebbe costretto a disputare il play-out per cercare di conservare la Serie A, una Serie A conquistata da entrambe le squadre nella passata stagione. Il Petrarca ha vinto il girone A di Serie A2, il Lido il girone B, alla fine di un duello entusiasmante contro la Tombesi, distanziata in maniera netta solo nel finale. Tombesi che aveva guidato il raggruppamento nella prima parte del campionato. Poi la rimonta del Lido, che qui in casa al Pala di Fiore ha festeggiato la Serie A il 19 aprile. Ci siamo quasi, primo possesso del match che sarà a favore del Petrarca. La squadra di Giampaolo attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi. Completo nero per i veneti, completo blu per il Lido di Ostia. Ci siamo, ormai è davvero tutto pronto. Richiamo per Lutta in panchina. Fischietto in bocca, ma c'è qualcosa da sistemare anche sulla panchina del Petrarca. Allora slitta di qualche altro secondo l'inizio di questo match. Adesso è tutto ok qui al Pala di Fiore, si comincia. Primo possesso a favore del Petrarca, che gira su Shaker, grande ex dell'incontro. Lancio di Pedotti nel vuoto e allora rimessa laterale per la squadra di Maurizio Grassi. 9 punti nelle ultime 3 partite, 3 vittorie di fila con Genova, Mantova e Arzignano. 9 punti nelle ultime 3 partite, 9 punti nelle prime 18. È un Lido in gran salute che adesso prova con questo lancio, blocca Moretti. Shaker, Pedotti di prima intenzione, lancio lungo, bel duello Sividini, Renghifo a terra, Sividini che chiede il calcio d'angolo, non viene accontentato, pronto Di Ponto con le mani. Cutrupi sulla destra, prova a scatenarsi, doppio passo, ancora Cutrupi, prova a cambiare passo, termina a terra, scivolata fallosa di Shaker, calcio di punizione per il Lido, primo spunto di Cutrupi. Richiamato in panchina da Grassi, doppio cambio per il Lido, immediato dentro Lutta e Motta per gli sviluppi di questo calcio di punizione conquistato da Cutrupi sulla destra dopo 28 secondi di gioco. Vediamo cosa inventerà la squadra di Maurizio Grassi. Motta sul pallone, fallo di Shaker in scivolata da dietro.
sul tentativo di giravolta di Christopher Cutrupi, arrivato in doppia cifra nel match con l'Arzignano. E il fischio del direttore di gara. Motta con il mancino in porta, buona idea, Immobile Moretti, ma il pallone termina fuori e allora si riprende con una rimessa dal fondo. Shaker imposta lui, Pedotti, Alba rientrato quest'oggi, pallone in avanti a cercare Sividini, che controlla quando il pallone ha già oltrepassato la linea che delimita il campo, e allora rimessa laterale per il Lido, che prova ad aggredire fin da subito. Roccia tocca male, ha una seconda chance, va da Renghifo, Roccia pressato, tocca all'indietro Renghifo, Cutrupi questa volta a sinistra, Roccia di prima per Barra, pressato da Pedotti, pallone in fallo laterale, 53 secondi sul cronometro, 0-0 il punteggio in questo scontro diretto tra Lido di Ostia e Petrarca. Cutrupi, Roccia, Cutrupi, buono lo scambio, può puntare Cutrupi, a terra il fallo di Alba. Secondo calcio di punizione per il Lido, secondo fallo commesso dal Petrarca, entrambi su Christopher Cutrupi, che sembra già in palla. Questa volta andrà Renghifo a calciare, si avvicina a Roccia che dà indicazioni al compagno. Parlano i due giocatori arrivati entrambi nel corso del mercato estivo. Renghifo, la rincorsa, è una finta, allora va Roccia con il destro in mezzo, ancora Lido con Renghifo in area di rigore, raddoppiato Renghifo, lotta, cerca l'angolo, lo ottiene, allora Lido che resta in avanti, la chiama Roccia, la scucchiaiata, Renghifo tocca malissimo, ha capito Shaker che però si allunga troppo la sfera. Cutrupi, malinteso con Roccia, regalato un calcio d'angolo al Petrarca, questa volta efficace la pressione dei ragazzi di Giampaolo che vogliono uscire dal tunnel, 5 KO consecutivi, l'ultima vittoria contro il Latina, 1-0. Alba, Sividini, Pedotti, Alba vuole l'1 contro 1, pronto il raddoppio, allora imbucata, Renghifo recupera, Roccia riparte, si distende, con il mancino va verso la porta, trova la deviazione di Pedotti, trova il calcio d'angolo, Lido ancora in avanti, siamo al secondo del primo tempo, sempre 0-0 al Pala di Fiore in questa 22esima giornata del campionato di Serie A. Pronto Barra, in mezzo forte, tocca Alba e allora rimessa laterale per il Lido che vuole insistere. Roccia con il mancino, prova a piazzare la sfera, colpisce troppo alto il pallone che termina fuori, alto sopra la traversa di Moretti. Adesso Pedotti, solata Shaker, Pedotti, Shaker di prima, Sividini non controlla, grande difesa del Lido in questo avvio, fatica il Petrarca a costruire, allora Roccia, Cutrupi sulla destra, Roccia con la suola, va a puntare Shaker, bel duello, cambio di lato, Renghifo in mezzo con il tacco Barra, stava per uscire fuori un gol spaziale del capitano del Lido, Moretti se la ritrova tra le mani, blocca il pallone, è un buon Lido in queste prime fasi, ancora la squadra di Grassi a gestire il pallone con Roccia, l'ex Lazio. Cambio di lato, Cutrupi vuole puntare, va da Barra, la difesa del pallone del capitano, il tocco all'indietro, Roccia cerca spazio, si allarga sulla destra, ancora Roccia con calma, ragiona, ricomincia dietro, Cutrupi, Renghifo, ottimo giro palla, la cura Grassi si vede, Roccia, Renghifo, rischia qualcosa nella sua area di rigore, concede il calcio d'angolo sulla pressione della formazione ospite che torna in avanti. Ottimo lavoro di Sividini che ha aggredito Renghifo, calcio d'angolo per la squadra di Giampaolo. Scucchiaiata, Sividini con il mancino, non trova lo specchio di porta e allora Di Ponto ha già servito Roccia, avanza il 14, vuole due tocchi Maurizio Grassi, Cutrupi va a puntare, Cutrupi, doppio passo, saltato Alba, Moretti a chiudere lo specchio, riparte Pedotti, pressato da Cutrupi,
intervento falloso, calcio di punizione, l'abbraccio tra i due, ha chiesto immediatamente scusa Cutruppi e allora calcio di punizione per il Petrarca che prova con Dudu Costa, 13 gol in campionato e lui è il miglior marcatore della squadra di Giampaolo. Cutruppi in anticipo, perde il pallone, Costa e poi Renghifo allontana tra le braccia di Moretti. Sividini, punta a barra, Sividini, salta il capitano avversario, ancora Sividini all'indietro per Del Pizzo, Di Ponto a dire di no, poi allontana il Lido. La prima parata di Di Ponto, grande protagonista del successo sul campo dell'Arzignano, premiato come migliore in campo, prestazione sublime dell'ex Aniene, con il Lido che poi ha conquistato il successo a pochi secondi dalla sirena, grazie al gol di Matteo Esposito. Dudu Costa, Del Pizzo e poi Sividini. Pallone in avanti, il petto di Renghifo, Roccia, Motta sulla destra. Con calma, cambio di lato, Roccia a sinistra, può puntare Del Pizzo, cerca la giocata, allarga sulla destra, Barra si accentra, Barra tocca all'indietro, Roccia controlla, cerca ancora Barra, trova Del Pizzo, insiste il Lido, Di Ponto con le mani, si scalda Paulegno, Motta, Barra, grande difesa del pallone, Motta vuole puntare Pedotti, lo salta, Motta! Sulla traversa, giocata super di Gabriel Motta, fermato solo dalla traversa. Un siluro terrificante di Gabriel Motta, Lido a un passo dal gol ma si resta sullo 0-0. Pedotti, Sardella, Pedotti, Del Pizzo, prova a scuotersi il Petrarca, Costa, Pedotti di prima verso Sardella, arrivato nel corso del mercato invernale dalla Lazio. Ottimo impatto per Sardella. Pauligno dall'altra parte, anche lui acquisto invernale, assegno nel giorno dell'esordio contro il Mantova di tacco. Renghifo, colpo di Sardella sul volto del venezuelano, calcio di punizione per il Lido, terzo fallo commesso dalla formazione ospite quando siamo solamente al quinto del primo tempo. Deve fare attenzione la squadra di Giampaolo, Luca Giampaolo, allenatore del Petrarca. Nel Lido di Ostia invece il figlio Roberto Giampaolo, uno dei tanti giovani a disposizione di Maurizio Grassi, protagonista fulcro dell'Under 19. Calcio di punizione, pronto Esposito, tocco all'indietro, Scalambretti, Motta, Scalambretti, supera il centrocampo, allarga a destra, Esposito, match winner contro l'Arzignano. Motta, le urla di Grassi, vuole maggiore velocità, Scalambretti a ricevere sulla destra, a sinistra Esposito, allarga le braccia a Grassi, non è soddisfatto, alza il baricentro il Petrarca, esce bene il Lido, Pauligno si prende il fallo laterale sulla pressione di Vitale. Motta, Pauligno, ultimo tocco del 20 locale, e allora rimessa laterale per il Petrarca. Costa, Del Pizzo e di nuovo Costa, Del Pizzo in avanti per Sardella, pallone lunghissimo, ringrazia Sardella, la rimessa però sarà da fondo campo con Di Ponto che è già andato da Gabriel Motta, porta palla l'ex Maritime, Esposito sulla sinistra, avanza, tocca per Motta, lo fa male, ancora Esposito però, insiste il Lido, Esposito ha un po' di campo, se lo prende Pauligno, Motta con il mancino, allontana il Petrarca che butta in fallo laterale il pallone senza ragionare, è in difficoltà la squadra ospite. Sesto minuto del primo tempo, 0-0 al Pala di Fiore, traversa clamorosa di Motta, l'occasione migliore di questo avvio di match. Eccolo Motta che riceve, vuole puntare, forse con un braccio Sardella, riparte il Petrarca, solo per un attimo, torna in campo intanto Alba, stella del Petrarca. Scalambretti, malissimo per Esposito, e allora Petrarca che può gestire, Del Pizzo, Alba,
contro Scalambretti. Alba si accentra, arriva a sostegno del Pizzo, ignorato, si va da Vitale dall'altra parte. Alba, le finte del 7 che cambia idea, scarico all'indietro del Pizzo. Shaker, possesso palla del Petrarca che però non guadagna metri, si alza il Lido a pressare. Alba con le finte, Vitale tocca con il tacco Shaker, rimessa laterale per il Lido. 6 primi, 29 secondi sul cronometro, ancora 0-0 al Pala di Fiore. Scalambretti, Esposito, Paoligno, Esposito ancora, la chiama Motta che riceve in mezzo al campo. Esposito, si fa vedere Paoligno, malinteso con Esposito che lo cerca dalla parte sbagliata, ringrazia ugualmente il numero 20, il possesso però sarà del Petrarca. Pronto Pedotti. Shaker, avanza l'ex Lido. Alba, Shaker, Sividini, saltato Scalambretti, Sividini incrocia il destro, palla fuori di poco. Grande movimento di Sividini, ha fatto tutto da solo, ha fatto tutto in maniera egregia, poi però non ha trovato lo specchio, se la cava il Lido. La risposta però del Petrarca, l'occasione migliore della formazione ospite dopo la grande giocata di Sividini. Si resta però sullo 0-0 e adesso è il turno del Lido con Esposito, Cutrupi, Renghifo, prova il numero 13, esagera, perde il pallone, allora Pedotti. Alba, frenata, pressione rabbiosa di Esposito, ancora Alba. Shaker, Pedotti, Sividini con il mancino, tocca con il piede di Ponto e allora possesso Petrarca, sta diventando un fattore Sividini. Seconda conclusione del numero 3, sta prendendo la mira Sividini, 8 gol in campionato fin qui per il pivot del Petrarca. Laterale per i veneti, Alba con il destro su Cutrupi, pallone in fallo laterale. Ancora i ragazzi di Giampaolo, come Lido al primo anno di Serie A. Pedotti, Sividini, spalla alla porta, pronto il raddoppio, il pallone per Shaker. Sividini la tiene incollata al piede, poi scarica all'indietro. Pedotti in avanti a cercare Sividini, suggerimento lungo, rimessa laterale a favore del Lido di Ostia. Cutrupi, Esposito, Renghifo, Lutta, pressato, perde il pallone, allora attenzione Sividini con il mancino di Ponto, attento, mette in fallo laterale, sta crescendo il Petrarca grazie al lavoro straordinario di Sividini. 3 tiri negli ultimi minuti, allora attenzione ad Alba, si va a vedere Sividini, la chiama, servito, pallone allargato sulla destra. Pedotti, Sividini, sale in cattedra il numero 3, questa volta però viene fermato. Cutrupi per Roccia che prova a palleggiare, ancora Lido, Renghifo con calma, Lutta, Roccia vuole puntare, chiuso in fallo laterale da Sividini. Nono del primo tempo, 0-0, palla per Cutrupi, Renghifo, Roccia, Lutta, pallone che esce nuovamente. Roccia, gran giocata Roccia, poi Renghifo mette in mezzo, Shaker in fallo laterale. Va a raccogliere il pallone Raul Roccia, vicino a lui Renghifo, servito, Renghifo in porta, c'è la potenza, manca la precisione, nessun pericolo per Moretti e allora rimessa da fondo campo. Doppio cambio per Giampaolo, dentro Del Pizzo e Dudu Costa. Alba va da Pedotti, la chiama Costa, viene ignorato, servito Del Pizzo.
Costa, Alba, Del Pizzo, Rocha in fallo laterale. Del Pizzo, Pedotti, Alba, Dudu Costa, Del Pizzo, Pedotti, con calma il Petrarca, attende il Lido, Pedotti non sa chi darla, trova Del Pizzo centralmente, Pedotti di prima, pallone complicato per Alba che si lamenta, rimessa laterale per i padroni di casa, Renghifo, Rocha, Lutta, Rocha, in avanti per Cutrupi, buon pallone Cutrupi, porta a spasso la sfera, Rocha, Cutrupi, siamo quasi a metà del primo tempo, 0-0, Lutta spalla alla porta, Renghifo con il destro, pallone respinto, Lutta all'indietro, Di Ponto a impostare con i piedi, lancio lungo, Rocha con il petto, controlla male, possesso Petrarca, 10 minuti e 14 secondi all'intervallo. Ancora risultato inchiodato sullo 0-0 qui al Pala di Fiore in questa sfida salvezza tra Lido e Petrarca. Del Pizzo per Dudu Costa, Shaker, Del Pizzo, Alba, Dudu Costa cerca lo spunto, Renghifo, buona la lettura, poi tocca il pallone con il piede mancino concedendo il calcio d'angolo. Allora guadagna metri il Petrarca, pronto Del Pizzo, chiama lo schema il numero 6, Del Pizzo in mezzo, Di Ponto blocca la sfera, va a servire Rocha, ragiona il 14, Roccia, cambio di lato perfetto, Lutta suolata, Renghifo, grande scivolata di Dudu Costa che mette in fallo laterale. Renghifo, siamo nella seconda metà del primo tempo, Cutrupi, Rocha, supera il centrocampo Rocha, pronto il raddoppio, perde palla Rocha, Alba pressato, non si scompone, ancora Alba alla grande in questo disimpegno, Sardella, Del Pizzo, tocco in avanti, Shaker, conclusione bloccata da Di Ponto, pronto con le mani, servito Lutta, Renghifo, Cutrupi di prima, gran palla per Rocha, si gira Rocha, calcia, Alba respinge, protesta la panchina del Lido per una trattenuta su Cutrupi. Angolo Lido, andrà Lutta, rimessa laterale, non angolo, cambia poco, il Lido gestisce, Cutrupi sulla sinistra, Renghifo, Lutta, porta il pallone, Roccia, Renghifo, si gira, Cutrupi, tocca male, regala il pallone a Del Pizzo, e allora riparte il Petrarca, Shaker, Alba, Sardella, spalla alla porta, va a puntare Renghifo, fallo di Sardella, calcio di punizione per il Lido, è il quarto fallo del Petrarca quando mancano 8 primi e 39 secondi, deve fare attenzione in difesa la squadra di Giampaolo. Motta per Rocha, Scalambretti, Lutta controlla il pallone, poi ricomincia da Rocha, si va a sinistra, Motta in avanti, Scalambretti, la difesa del pallone, poi l'ultimo tocco dell'ex Lazio, rimessa laterale per i veneti, Shaker, Del Pizzo, Sividini, chiuso da Scalambretti, riparte il Lido, Shaker, stoppa il pallone, poi va a sincerarsi delle condizioni di Sividini, il fischio il direttore di gara, Sividini si lamenta per un colpo di Scalambretti, il direttore di gara prova a riportare la calma sul rettangolo di gioco
parlando sia con Sividini che con Scalambretti. Un po' di nervosismo adesso qui al Pala di Fiore. Barra va a restituire il pallone al Petrarca, allora Moretti con le mani, lancio lungo, ha rischiato il Lido. Motta, imbucata perfetta per Rocia, tocco di ritorno, riparte Pedotti che però tocca per ultimo. 7:57 all'intervallo, si sente l'importanza del match, scintille tra Sividini e Scalambretti. Eccolo Scalambretti che allarga sulla sinistra, Rocia in avanti a cercare Barra, difesa del pallone da parte del capitano, Barra fa uscire la sfera, Rocia a impostare in posizione di ultimo uomo, Scalambretti, Motta sulla sinistra, suolata Rocia, ancora Motta, un po' di confusione, recupera Alba che mette ordine tornando da Moretti, Del Pizzo, tocco impreciso, rimessa laterale per il Lido di Ostia, pronto Esposito a rientrare sul gommato del Pala di Fiore. Motta, Rocia, si cercano tantissimo i due, Barra la difende, la perde, riparte Pedotti che allarga sulla destra, Rocia capisce, allora Lido con Motta, Barra, attenzione al capitano del Lido, Motta può puntare Sividini, 1 contro 1, palla e mezzo, buona lettura di Sividini che in scivolata va a respingere il pallone, fuori Rocia, dentro Esposito. Motta in mezzo, pallone respinto che arriva tra i piedi, anzi tra le mani di Edoardo Di Ponto. Motta riceve il pallone, supera il centrocampo, poi allarga dall'altra parte verso Esposito, Motta in avanti, tocca male, chiede scusa Barra, rimessa da fondo campo, fuori Alba, dentro Dudu Costa, fuori Del Pizzo, dentro Vitale, il solito doppio cambio di Luca Giampaolo. Quando siamo al 14° del primo tempo, nessun gol al Pala di Fiore, l'occasione più grande sui piedi di Motta, sinistro terrificante che ha sbattuto sulla traversa, grande chiusura di Motta sull'accelerazione di Pedotti che va a chiedere scusa, rimessa laterale per il Lido di Ostia, andrà lo stesso Motta che potrebbe scaricare su Scalambretti, lo fa, poi Esposito coinvolto nel giro palla, Motta di prima, Barra a difendere la sfera, Esposito, Motta di prima, Barra, bene il Lido, Esposito, Scalambretti, chiede calma Grassi, Esposito, a destra per Motta, Scalambretti, sulla sinistra, tocco all'indietro, Motta per Barra, tocco di ritorno, chiude Pedotti e poi Moretti in fallo laterale, resta in avanti la squadra di casa, 6 primi, 2 secondi al termine della prima frazione, 0-0 il punteggio. Motta in mezzo, sbatte su Costa, ancora rimessa laterale, ancora Motta dalla stessa posizione, Esposito, Motta, Scalambretti in avanti per Barra che si gira, va a puntare Pedotti, chiuso, prova a ripartire il Petrarca, attenzione a Pedotti, in mezzo per Vitale, Di Ponto chiude lo specchio, in faccia a Vitale, sarà possesso Petrarca, prima il time out chiesto da Luca Giampaolo.
Terminato il time out di Luca Giampaolo, 5 primi, 43 secondi all'intervallo, angolo per il Petrarca, pronto Vitale, pallone in mezzo, la respinta di Barra, rimessa laterale che assomiglia tanto a un calcio d'angolo, sempre Vitale, Shaker, Vitale, si alza il Lido, pallone per Moretti, tocca male l'estremo difensore. Pallone in fallo laterale, Scalambretti, Motta, Esposito, torna da Motta, può puntare Sividini, Motta, pallone in mezzo, Barra, si gira in area di rigore, ancora Barra, lotta, poi allontana Shaker in fallo laterale. Prepara il doppio cambio Maurizio Grassi, Paulinho e Cutrupi sono in piedi, pronti a tornare in campo, 5:20 all'intervallo, possesso Lido 0-0 alla Pala di Fiore in questa sfida salvezza. Lido che vuole allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out, Petrarca che vuole ripartire dopo 5 KO consecutivi. Barra sulla destra, Motta, Esposito, Barra centralmente, pressato, scarica bene, poi Motta in avanti. Era una buona idea, è partito con un attimo di ritardo Barra e allora rimessa laterale per il Petrarca. In campo Cutrupi, attende ancora qualche istante Paulinho, Dudu Costa per Sividini che non controlla, rimessa laterale per il Lido che ne cambia due, dentro Renghifo e Paulinho, fuori Scalambretti e Barra. Cutrupi di Ponto con i piedi, pronto al lancio. Cerca Paulinho, pallone impossibile, ringrazia Paulinho che non ha potuto fare nulla su questo rilancio calibrato male da parte di Edoardo Di Ponto, rimessa laterale per il Petrarca, 4:46 alla fine di questo primo tempo. Del Pizzo, pressato, trova Costa, il capitano per Shaker, Del Pizzo. Dudu Costa, Del Pizzo, scambiano i due, è partito Dudu Costa, cercato dall'altra parte Sividini con la schiena Renghifo, pallone regalato poi a Del Pizzo, conclusione murata, un po' di confusione, prova a mettere ordine Cutrupi, grande giocata, il pallone arriva Esposito, termina a terra, fallo netto di Shaker che si prende il cartellino giallo, brutta entrata di Shaker su Esposito. Quinto fallo per il Petrarca che adesso dovrà fare molta attenzione, manca ancora tanto, 4 minuti e 15 secondi. Calcio di punizione interessantissimo per il Lido dal limite dell'area di rigore. Rocia sul punto di battuta, occasione importante per la squadra di Grassi, palla inattiva da seguire con attenzione, conta i passi Rocia, viene fatto arretrare Dudu Costa, Rocia parla con Paulinho, fischia il direttore di gara, Rocia per Paulinho con il mancino, è scivolato Paulinho, riparte Pedotti che si allunga troppo il pallone, sprecata una buona chance da parte del Lido di Ostia, è scivolato Paulinho al momento di calciare e allora nulla di fatto, insiste però la squadra di casa con Cutrupi, Rocia, Paulinho spalla alla porta contro Shaker, Paulinho allarga bene, Rocia si accentra, Rocia, Moretti dice di no, grande intervento, pallone in fallo laterale, ancora pericoloso il Lido, adesso il Petrarca sta rischiando parecchio, deve fare anche attenzione ai falli. Cutrupi con il mancino alle stelle, ha chiesto un calcio d'angolo, la squadra di casa non è stata accontentata, allora Sardella. Chiuso il fallo laterale da Rocia, fuori Cutrupi, dentro Renghifo.
Pedotti. Alba pressato, grande giocata Alba, poi esagera, perde il pallone, possibile 3 contro 2 per il Lido. Rocia per Motta che rientra, Sardella chiude e poi trova anche Alba, riparte il Petrarca. Prova Alba, a terra Renghifo, protesta il Lido, ha rischiato tantissimo Alba. Motta, Renghifo, Motta, Rocia sulla sinistra, avanza, cerca Paulinho, la girata del 20, pallone a fondo campo, 184 secondi all'intervallo, ancora 0-0, Petrarca però ha 5 falli, Sardella, gran controllo, poi pallone per Pedotti che non riesce a gestire questa sfera, rimessa da fondo campo per il Lido, Di Ponto verso Motta, Renghifo, Motta, possesso Lido, Renghifo, Rocia, Renghifo, Rocia, Paulinho, Rocia, troppo lento in questo momento il giro palla del Lido che adesso prova a sinistra con Renghifo, Motta, pensa al mancino, è una finta, suolata per Renghifo, Rocia, Paulinho per Renghifo con il mancino, palla alta sopra la traversa, chiede il calcio d'angolo la formazione di casa, sarà rimessa però dal fondo, già battuta da Moretti. Del Pizzo, Alba, Del Pizzo, poco più di 2 minuti all'intervallo, Pedotti, Sardella spara alla porta, prova a girarsi ancora Sardella, Pedotti, Del Pizzo, è partito Alba, servito sulla sinistra, cerca il numero, pallone fuori, rimessa Lido, andrà Motta, Renghifo, Rocia, vuole puntare Del Pizzo, Rocia cambia idea, Motta centralmente, Paulinho sulla destra, torna da Motta, possesso Lido, Rocia, Motta, Paulinho, tocca all'indietro, Rocia prepara il destro, cambia idea, termina a terra, cartellino giallo per simulazione, ammonito Raul Rocia che ha cercato il sesto fallo, protesta Rocia che si è lasciato andare, spazzolone in campo, ha cercato il tiro libero Raul Rocia, il direttore di gara però ha punito la simulazione e allora possesso per il Petrarca quando manca 1 minuto e 37 secondi alla fine di questo primo tempo, ancora inchiodato sullo 0-0. Pedotti, Del Pizzo, Del Pizzo va da solo, rimessa da fondo campo, andrà Di Ponto con le mani, pallone lasciato a Renghifo, Rocia, Renghifo, Paulinho di prima, gran palla per Renghifo che calcia malissimo, nessun pericolo per Moretti. Adesso andrà con le mani quando mancano 78 secondi al termine di questa prima frazione. Alba, Del Pizzo si accentra, frenata a tocco per Sividini, la suolata a cercare Pedotti, esce Di Ponto che alla fine ottiene anche la rimessa da fondo campo. Di Ponto con le mani, ci avviciniamo all'ultimo minuto del primo tempo, Rocia, Renghifo, Motta, Rocia, meno di 60 secondi al termine di questa prima frazione, prova il Lido con Renghifo, Motta, vuole puntare Pedotti, 1 contro 1 di Motta che poi mette in mezzo, pallone impreciso, non può arrivare Lutta, rimessa laterale però ancora per il Lido, c'è stata dunque una deviazione di un giocatore del Petrarca, resta in avanti la squadra di casa, ultimo assalto del primo tempo, 44 secondi, Rocia chiama lo schema,
su palla inattiva, servito Motta, in avanti per Renghifo, chiude il Petrarca, allontana il più lontano possibile del Pizzo, rimessa laterale per il Lido che però deve ricominciare da dietro, persi parecchi metri, 38 secondi ancora disponibili per i ragazzi di Grassi. Motta a battere il fallo laterale, Renghifo sulla sinistra, rischia tantissimo, attenzione a Del Pizzo, rimedia Renghifo, rimessa laterale per i veneti. Stava per combinare un guaio gigantesco Renghifo che alla fine ha rimediato. Alba, Del Pizzo, Pedotti in avanti, rischia qualcosa, ancora Pedotti che ricomincia da dietro, Moretti con i piedi, Pedotti, meno di 20 secondi, Alba cerca lo spunto, si allunga il pallone, rimessa Lido, 16 secondi, Roccia, Motta, va a puntare Alba, Motta, cambio di lato preciso per Roccia, Roccia, Motta con il bacino, Pedotti allontana, poi Renghifo, riparte il Petrarca, pallone per Alba, in mezzo per Del Pizzo che calcia ma lo fa dopo la sirena. Termina qui la prima frazione, 0-0 al Pala di Fiore tra Lido e Petrarca.
Tutto pronto al Pala di Fiore per il secondo tempo di Lido Petrarca. Si ripartirà dallo 0-0 dei primi 20 minuti. Sarà il Lido a muovere il primo pallone di questa ripresa. Pronti Motta e Lutta. Fischietto in bocca. Si ricomincia. Motta all'indietro. Renghifo a impostare. Esposito a ricevere. Renghifo. Possesso Lido. Motta. Renghifo. Motta che ha colpito una traversa nel corso del primo tempo. Motta verso Lutta che riceve, controlla, poi ricomincia da dietro. Renghifo, il velo di Esposito, la chiusura di Shaker, rimessa laterale per la squadra di Maurizio Grassi. Renghifo, Esposito, Motta centralmente, profondità, ottima lettura di Shaker che mette in fallo laterale. Grande ex dell'incontro, ammonito nel corso della prima frazione per un brutto fallo su Esposito. Lanciato verso la rete, rimessa laterale, andrà Lutta. Pronto il 22. In mezzo verso un compagno che non c'è. Era rimasto fermo Esposito, che ha comunque ringraziato il compagno per l'idea. Shaker prova il Petrarca a gestire il primo pallone di questo suo secondo tempo. Alba rischia qualcosa, Motta però non riesce a ripartire. Rimessa laterale dunque per i veneti, se ne sono andati i primi 40 secondi del secondo tempo, sempre 0-0 al Pala di Fiore. Pedotti in avanti, Sividini all'indietro, di nuovo verso Pedotti, cambio di lato, Alba non si è ancora acceso in questo match, Sividini fa uscire il pallone, Pedotti, Shaker, forse con il braccio Lutta, si lamenta Shaker, sarà semplice rimessa laterale per i ragazzi di Luca Giampaolo. Shaker, schema numero 1, tocco all'indietro, Pedotti, Alba centralmente per Shaker, Pedotti, Alba sulla sinistra, a destra Sividini, pressato da Renghifo, torna ad Alba, Pedotti, si alza il Lido che recupera il pallone, allora Renghifo, Motta, Renghifo, vuole pazienza Grassi, Lutta, si gira, potrebbe puntare, cambia idea, Motta centralmente, ancora per Lutta, difesa del pallone, Motta finta il mancino, poi perde il pallone, attenzione a Sividini che può ripartire, scucchiaia per Shaker, pallone complicato, rimessa Lido. Pronto Esposito per questo fallo laterale. Renghifo nella sua area di rigore, pensa al lancio, pallone buono per Motta, va il numero 11, Motta le finte, palla sul destro, Moretti, grande risposta, siamo già dall'altra parte, attenzione ad Alba, Alba finta il mancino, ancora Alba di punto in angolo, occasioni da una parte e dall'altra, prima Motta, poi Alba. Decisivi i due portieri, Sividini con la potenza, palla però alta sopra la traversa, Di Ponto con le mani per Esposito, porta palla il 3, Lutta all'indietro, Renghifo sulla destra, Motta prova a accendersi lui, va a puntare Alba, Motta le finte, va ancora sul destro, Alba lo mura e riparte, gran giocata di Alba, tocca all'indietro, Pedotti, suolata, Alba sta crescendo, Pedotti, Sividini, sfida tra numeri 3 con Esposito, Sividini si allunga il pallone, poi va verso la panchina, doppio cambio dentro Sardella e Dudu Costa, il possesso però è a favore del Lido che gestisce con Renghifo, Esposito, supera il centrocampo, ancora Alex Rieti, Motta, pallone in mezzo, Sardella in angolo, Lido in avanti, terzo minuto del secondo tempo, sempre 0-0 al Pala di Fiore, fuori Pedotti, dentro Del Pizzo, le mosse degli allenatori per cercare di dare una scossa a questa partita, piuttosto bloccata, Lutta, scucchiaia, Motta con il mancino, arriva però il fischio, il direttore di gara, a terra Shaker, calcio di punizione per il Petrarca, primo fallo del secondo tempo, lo ha commesso il Lido.
Lido che nel primo tempo non è riuscito a sfruttare i 5 falli commessi dal Petrarca, che negli ultimi 4 minuti è stato bravo a difendere senza commettere scorrettezze. Del Pizzo sulla destra, Sardella di prima, buon pallone per Vitale che potrebbe scaricare su Dudu Costa, lo fa adesso. E allora Petrarca con Del Pizzo, Dudu Costa si complica un po' la vita, si alza il Lido, lancia in avanti, allora ha trovato bene Sardella che si gira, incrocia con il mancino, Immobile di Ponto, palla fuori, bella giocata di Sardella, pericoloso il Petrarca al quarto del secondo tempo, ma il punteggio resta inchiodato sullo 0-0. Renghifo, Cutrupi, Rocia a cercare Paulinho, l'anticipo di Del Pizzo che riparte, poi tocca per ultimo, rimessa Lido, ha cercato lo spunto solitario Del Pizzo che ha esagerato concedendo il fallo laterale ai padroni di casa, manca il pallone, arriva dal cronometrista, gioco che dunque può proseguire senza problemi. Andrà Cutrupi, Guardala uomo, guardala uomo alle spalle. si lamenta il 10 e sgonfia il pallone, allora ne arriva un altro sempre dal cronometrista. Non è ancora soddisfatto Cutrupi che poi lascia la battuta a Paulinho, si lamenta anche il 20 del pallone e allora il gioco resta fermo, si cerca di recuperare la sfera finita fuori dal campo. Terzo tentativo da parte del cronometrista, vediamo se questo pallone va bene, sembra di sì, allora Paulinho, Cutrupi, tutto da rifare, mancava il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Paulinho, Cutrupi, Renghifo, Rocia, Paulinho per Rocia, preso un po' in controtempo, tiene il pallone, poi cerca Cutrupi, arriva Paulinho, termina a terra. La scorrettezza di Sardella, un po' troppo falloso in questa partita l'ex Lazio che adesso va a protestare con il direttore di gara. Primo fallo anche per il Petrarca, parità assoluta nel punteggio 0-0 anche nei falli 1-1, siamo al quarto del secondo tempo, non si sblocca questa sfida importantissima in ottica salvezza. Calcio di punizione per il Lido, tutti dietro al punto di battuta, prepara lo schema la formazione di Maurizio Grassi, si attende il fischio, va via Paulinho, va via Cutrupi, c'è Rocia che serve Paulinho, palla in mezzo, Moretti blocca la sfera e poi va al rilancio lungo, un passaggio per Di Ponto, servito Motta. Paulinho a terra, calcio di punizione, fallo di Del Pizzo, utilissimo il lavoro di Paulinho, arrivato dopo aver iniziato la stagione in Spagna. Troppo forte il richiamo dell'Italia per Paulinho. Punizione per il Lido, secondo fallo commesso dal Petrarca in questo secondo tempo. Motta in lutta sul pallone, vediamo cosa inventa la squadra di casa, se ne va Motta, lutta, schema per Paulinho, ha chiuso Del Pizzo che ha messo in fallo laterale ricevendo gli applausi della panchina. Paulinho, Motta, Rocia sulla sinistra, 1 contro 1 con Vitale, pallone in mezzo, anticipo secco di Del Pizzo, Rocia però alimenta l'azione per il Lido, Motta all'indietro, Di Ponto con i piedi, pensa al lancio, cerca Paulinho che si lamenta, voleva un pallone raso terra, non è stato accontentato, allora Petrarca con Del Pizzo, superato il centrocampo, Del Pizzo, Vitale, Del Pizzo, Sardella, spalla alla porta, difende la sfera, ancora Sardella, tocca all'indietro verso Moretti che non la può prendere con i piedi e allora concede il calcio d'angolo al Lido di Ostia. Andrà Rocia che chiama lo schema ai compagni, pronto l'ex Lazio, Rocia scucchiaia, Paulinho controlla,
poi cerca Scalambretti con il petto, poi all'indietro Cutrupi vuole puntare, tocca Del Pizzo, rimessa laterale per il Lido, si resta sulla tre quarti offensiva con Cutrupi. Scalambretti, suolata di ritorno, ancora poi Scalambretti a gestire la sfera. Cutrupi, attenzione al 10 sulle spalle, 10 gol in campionato, si va da Paulinho, spalla alla porta, difende il pallone, Paulinho ancora, Rocia in mezzo per Cutrupi, poi Scalambretti, calcia alto, sprecando un'ottima occasione, si è ritrovato il pallone lì, ha calciato, palla alta sopra la traversa, Federico Scalambretti che vuole il primo gol in Serie A, ci è andato vicino in questo caso, adesso grande chiusura, Paulinho vuole l'1 contro 1, Pedotti legge benissimo la situazione e si prende il fallo laterale. Pedotti è lui che porta il pallone, è lui che imposta con la sua esperienza, Alba cerca lo spunto, Cutrupi lo ferma, ancora il 10 del Lido che per non rischiare concede il fallo laterale, guadagna metri il Petrarca, 5 primi 17 secondi sul cronometro, sempre 0-0 al Pala di Fiore in questa 22esima giornata. Pedotti, il movimento dei compagni, cercato Del Pizzo, spalla alla porta, Rocia recupera il pallone, la frenata, ancora Rocia, riparte da dietro, Di Ponto sulla pressione di Del Pizzo, allontana, regalando il possesso a Moretti. La testa di Del Pizzo in area di rigore, tutto solo, poteva fare di più, ha rischiato il Lido. Perfetto il rilancio di Moretti, la testa di Del Pizzo, palla fuori e possesso Lido. Cutrupi nella metà campo avversaria, Paulinho difende la sfera, Scalambretti, Rocia, si fa vedere Cutrupi, ignorato, ancora Rocia. Scalambretti, Rocia contro Del Pizzo, Rocia supera il centrocampo, al piccolo trotto Rocia, palla in mezzo, Paulinho, ancora Rocia, Moretti e poi Scalambretti, clamoroso errore, ancora Scalambretti, ha avuto una palla gol gigantesca, sembrava tutto fatto, si resta sullo 0-0, riparte Cutrupi per Rocia, palla troppo lunga, rimessa da fondo campo. Che cosa ha sbagliato Federico Scalambretti dopo la parata di Moretti sul tentativo di cucchiaio di Rocia? Lido pericolosissimo, ma si resta sullo 0-0. Alba. Cambio di lato, Pedotti. Il solito duello fisico tra Scalambretti e Sividini, servito il pivot, la chiusura di Scalambretti. Richiamati entrambi. Vediamo cosa deciderà il direttore di gara che ha pronto il cartellino giallo. E ammonisce entrambi, giallo sia per Scalambretti che per Sividini, che adesso dovranno fare attenzione, scintille già nel primo tempo, non possono più permettersi leggerezze dopo questo doppio giallo del direttore di gara, che ha cercato così di calmare i due. Due gialli per entrambe le squadre, da una parte Rocia e Scalambretti, dall'altra Sividini e Shaker. Eccolo Shaker che va a battere, mette in mezzo il palo di Pedotti, occasione Petrarca, e allora parità anche per quanto riguarda i Legni. Dopo la traversa di Motta, il palo di Pedotti, servito Renghifo, l'uscita di Moretti e poi il pallone che termina il calcio d'angolo. Partita che forse si accende al settimo del secondo tempo, sempre 0-0, angolo Lido, palla in mezzo, non arriva Renghifo sul suggerimento di Motta.
tanto equilibrio nel punteggio, 0-0, nei cartellini gialli 2-2, nei pali 1-1. Si sente l'importanza di questo match, c'è tensione qui al Pala di Fiore. Chiede il calcio di punizione Alba, voleva un tocco con il braccio di Motta, si deve accontentare del fallo laterale, cercato Sividini, pallone che sembra lungo, è così, possesso Lido. Manca una vita qui al Pala di Fiore, 13 minuti per l'esattezza. Esposito di Ponto con i piedi, cerca Barra, la chiama Moretti che blocca il pallone. Renghifo in fallo laterale, cambia il pivot Luca Giampaolo, dentro Sardella, fuori Sividini. Possesso per i veneti. Shaker consegna il pallone a Sardella, il direttore di gara va a correggere il punto di battuta. Shaker, Pedotti per Sardella, il fallo di Barra su Pedotti. Chiede scusa il capitano del Lido che aiuta l'avversario a rialzarsi. Parità anche nei falli, a testimoniare ulteriormente l'equilibrio di una partita ancora inchiodata sullo 0-0. Calcio di punizione per i ragazzi di Giampaolo, la rincorsa di Sardella, in barriera Federico Barra, fischia il direttore di gara. Sardella con il mancino, colpisce malissimo, nessun problema per Di Ponto che ha già servito Motta, superato il centrocampo. Motta per Renghifo, anticipo secco di Pedotti che poi pasticcia un po' con il pallone e allora Lido, Di Ponto con le mani. Barra, servito il capitano, protegge la sfera, duello con Sardella, tocco all'indietro, Motta di prima intenzione, non inquadra lo specchio, sarà rimessa dal fondo. Alba, Shaker, Pedotti, tocca male e allora rimessa Lido. 12 minuti, 18 secondi alla fine, ancora tutto aperto tra Lido e Petrarca, 0-0 il punteggio al Pala di Fiore, manovra la squadra di casa, Renghifo tocca all'indietro, Motta si fa vedere Barra, ignorato, si passa per Esposito, Renghifo, Esposito ancora, si allunga il pallone, mette il motorino, campo finito, rimessa Petrarca e allora Sividini al posto di Sardella e Dudu Costa al posto di Shaker, il doppio cambio di Luca Giampaolo. Dudu Costa, Alba alza il pallone, Pedotti lo accarezza, lo mette giù, poi lo fa uscire. Alba, Sividini, suolata per Dudu Costa, c'è una deviazione, ci sarà calcio d'angolo a favore della formazione ospite. Pronto Alba per Pedotti, Alba, Sividini con il mancino potentissimo, forse ha toccato Dudu Costa, è così, allora il Lido si riporta in avanti, chiama lo schema numero 3 Matteo Esposito, pallone per Renghifo, Cutrupi sulla destra, attenzione al 10, doppio passo ancora Cutrupi, Renghifo, Esposito, porta palla, poi va a destra da Renghifo, si è allargato dall'altra parte Cutrupi che riceve, ancora Renghifo, Esposito, si torna dal venezuelano, Esposito, Barra contro Pedotti, il capitano del Lido con l'esterno, Esposito, Cutrupi, 1 contro 1 con Alba, Cutrupi, le finte, poi il tocco all'indietro, Renghifo, Esposito, giro palla infinito del Lido che non affonda, Barra adesso ci prova lui, tocca per Esposito, la chiusura di Sividini, riparte il Petrarca, Sividini, Cutrupi recupera, Esposito! Matteo Esposito, ancora lui è l'eroe del momento, il Lido è avanti 1-0. Matteo Esposito la sblocca lui con un grande destro.
17 in campionato, il Lido è avanti grazie all'ex Rieti. 10 minuti e 43 secondi al termine del match, un match che si è sbloccato grazie alla prodezza di Matteo Esposito. Deve reagire il Petrarca, ci prova con Sividini, spalla alla porta, suolata per Dudu Costa, chiuso da Cutruppi, ancora Dudu Costa, palla in mezzo, Sividini chiede un tocco con il braccio, il Petrarca si prosegue. Rimessa a Petrarca, ha protestato per un presunto fallo di mano tutta la panchina veneta. Sinceramente non abbiamo visto bene dalla nostra postazione. Il direttore di gara ha lasciato proseguire, ci fidiamo del suo giudizio. Gioco che riprende con il possesso di Alba. Alba pressato da Cutruppi, Dudu Costa, Sividini, spalla alla porta, suolata per Dudu Costa, conclusione sull'esterno della rete. Buona reazione del Petrarca. Adesso l'intervento di Pedotti, gioco pericoloso, chiede scusa. Intervento falloso ma non cattivo di Pedotti, che ha cercato la palla, ha alzato troppo la gamba. Fischio ineccepibile quello del direttore di gara, punizione per il Lido. Ovviamente di seconda, gioco pericoloso. Resta sul 2-2 la situazione dei falli. Roccia, Scalambretti a sinistra, Roccia, Cutruppi si accentra, poi cerca un compagno che non c'è, malinteso con Paulinho, rimessa da fondo campo, Pedotti, Sividini contro Scalambretti, entrambi ammoniti, Sividini, raddoppio di Paulinho che tocca per ultimo e mette in fallo laterale. 9 primi, 38 secondi al termine del match. Nervi tesi in mezzo al campo, ancora scintille tra Scalambretti e Sividini. Rimessa laterale per il Petrarca, devono fare attenzione Scalambretti e Sividini, entrambi ammoniti. Rimessa laterale, Pedotti regala il pallone a Roccia, si distende il Lido, Roccia per Cutruppi, chiuso da Alba e poi la presa di Moretti. Pedotti, Alba con l'esterno, Dudu Costa, Pedotti, altissimo il Lido a pressare, Sividini sulla destra, cambio di lato, Alba, Pedotti, Sividini, attende il movimento dei compagni, a terra Cutruppi, lascia proseguire il direttore di gara, Pedotti mette in fallo laterale. Problemi per Christopher Cutruppi, spray magico per curare il 10 del Lido, gioco fermo al Pala di Fiore e allora piccolo riepilogo per noi, mancano 9 minuti e 5 secondi al termine del match, il Lido è avanti 1-0 grazie al gol di Esposito, 2-2 la situazione relativa ai falli. Roccia restituisce il pallone al Petrarca e allora Pedotti, Dudu Costa, Shaker, Pedotti, attende il Lido, Sividini sulla destra, va a puntare Scalambretti, ancora Sividini con il fisico, mette in mezzo, arriva in ritardo
Dudu Costa che non trova la deviazione. La deviazione c'è stata, è stata di un giocatore del Lido, e allora calcio d'angolo per il Petrarca, alla ricerca del pareggio qui al Pala di Fiore. Shaker in mezzo, Motta allontana, pallone in fallo laterale dentro Del Pizzo al posto di Dudu Costa, fuori il capitano. Del Pizzo va subito a battere questo fallo laterale. Shaker, Pedotti, Shaker, Pedotti, all'indietro Moretti, si è allargato sulla destra Sividini, riceve il pallone, lo allarga sulla sinistra, Shaker in avanti, Pedotti spara alla porta, attende il movimento di Del Pizzo, lotta con Scalambretti, riparte Motta, Motta se ne va, Motta, la frenata, termina a terra, calcio di punizione, fallo netto di Pedotti, è già pronto il giallo per lui. Terzo ammonito per quanto riguarda il Petrarca dopo Sividini e Shaker. Fallo ben speso da Pedotti perché il Lido era ripartito alla grande. Calcio di punizione per i ragazzi di Grassi. Prima però l'intervento dello spazzolone sul gommato del Pala di Fiore. 8 primi e 15 secondi alla fine di un match che vede il Lido avanti 1-0 grazie al 7° gol in campionato di Matteo Esposito. Punizione interessante per i padroni di casa, sistema la barriera Moretti, viene fatto scalare sul primo palo Alba, è pronto Rocia, il fischietto in bocca, parte Rocia, attenzione al suo destro, in porta, alto sopra la traversa. La carica di Luca Giampaolo che incita Del Pizzo, pallone per Alba, Shaker vuole evitare la 6ª sconfitta di fila il Petrarca. Sividini, Shaker imposta a lui, va a sinistra ad Alba, imbucata centrale, anticipo di Renghifo, possesso per Motta che supera il centrocampo, attenzione all'ex Maritime, centralmente per Rocia, un po' di confusione, ancora Rocia, chiuso da Sividini, si prende il fallo laterale Renghifo. 7:47 alla fine del match, rimessa Lido, Motta, tocca Alba e mette in fallo laterale, ancora Motta, posizione simile, rimessa ancora per il Lido, Renghifo, servito, torna da Motta, lo fa male, possesso per il Petrarca, fuori Sividini, dentro Sardella, cambio di pivot per quanto riguarda Luca Giampaolo, gestiscono la palla i suoi con Del Pizzo, tocca all'indietro, Shaker a sinistra d'Alba, un po' in ombra in questo match, ancora Shaker, Del Pizzo, pressato, tocca Rocia, Sardella la tiene in campo, preferisce gestirla, Alba ancora a destra, Shaker, il pallone passa, Sardella contro Renghifo, Sardella suolata, ottima per Shaker, scivolata precisa di Paulinho che tiene in campo il pallone e si prende gli applausi del Pala di Fiore, ottimo intervento in fase difensiva del pivot, Del Pizzo, Shaker, Alba va a puntare Rocia, Alba 1 contro 1, Alba se ne va, gran giocata, si era acceso all'improvviso il numero 7 che poi ha calciato ma non ha trovato lo specchio, bene così per il Lido, si riprenderà con una rimessa da fondo campo, meno di 7 minuti al termine di questo match ancora apertissimo, Di Ponto con le mani, Motta, Renghifo, Lutta, tocca Del Pizzo, rimessa per la squadra locale.
Esposito, colui che sta decidendo questo match, è partito, cercato da Motta, che colpisce male. Si dispera Esposito, che aveva trovato un'autostrada davanti a sé. Rimessa Petrarca. Del Pizzo pronto a battere, servito Alba sulla sinistra, si torna da Del Pizzo a destra, scambiano i due, Alba 1 contro 1, questa volta si accentra, Alba fa tutto da solo, ancora Alba, chiude Esposito, triplicata la marcatura su Alba che sta provando a prendere la squadra per mano. Shaker, Del Pizzo, Alba cercato tantissimo dai compagni in questa fase, Alba, Shaker, Del Pizzo sulla sinistra, Shaker controlla male, perde il pallone, riparte il Lido con Lutta, va il numero 22, la frenata, ancora Lutta, si gira, gran giocata! Moretti sopra la traversa dopo una giocata fenomenale di Valerio Lutta, che ha danzato sul pallone, ha calciato con il destro, conclusione centrale, Moretti in calcio d'angolo, tutto bellissimo. Lutta, Motta con il mancino, ancora Moretti a dire di no sul mancino telecomandato di Gabriel Motta. Lido che vuole il 2-0, Moretti la pensa diversamente, due grandi interventi del numero 19 che ha preservato il -1 del Petrarca. 5 minuti e 53 secondi al termine del match, un solo gol a dividere le due squadre, decide fin qui Matteo Esposito. Fuori lo spazzolone, gioco che riprende, Lutta all'indietro, Motta in posizione di ultimo uomo, Renghifo, Motta per Esposito, pallone complicato, se la cava Esposito, in mezzo Lutta, super Moretti, un'altra occasione gigantesca per il Lido, ma si resta sull'1-0, riparte il Petrarca. Del Pizzo, Alba controlla male, recupera Motta, 2 contro 2, Motta attende Esposito, Motta, Lutta, può mettere in mezzo, il pallone passa, ancora Motta, Gabriele Motta, il raddoppio del Lido di Ostia al 15° del secondo tempo. Questo gol era nell'aria, Gabriel Motta, 2-0 Lido, corre ai ripari il Petrarca, time out chiesto da Luca Giampaolo. Esposito Motta, il Lido è avanti 2-0, il Petrarca ha chiamato il time out. Giampaolo pensa al portiere di movimento, lo schiera immediatamente, sarà Del Pizzo a ricoprire questo ruolo delicatissimo per cercare di riaprire il match. La carica di Luca Giampaolo. 5-21 al termine, 2 gol da recuperare per il Petrarca che ci prova con Del Pizzo, portiere di movimento. Pedotti,
tiene il pallone sotto il piede, poi va a destra da Del Pizzo. Pedotti, Motta capisce tutto, va a calciare. Pedotti recupera il pallone, ha rischiato tantissimo il Petrarca in questa prima fase di 5 contro 4. Alba, Del Pizzo, Pedotti centralmente per Sividini, Suolata, Motta recupera ancora il pallone, prova a ripartire, Motta! Sempre e solo lui, sono 17 in campionato, il Lido vola sul 3-0. Non si ferma più Gabriel Motta e il Lido è a +3 quando mancano 4 primi e 40 secondi. Deve insistere con il portiere di movimento il Petrarca. Pedotti va in porta, pallone respinto, Rocia, Motta ancora, fuori di nulla, ha sfiorato la tripletta Gabriel Motta che sorride. E allora basta con il portiere di movimento, almeno per ora. Dentro Moretti, fuori Del Pizzo, Sividini. È tornato Del Pizzo come portiere di movimento. Alba, Del Pizzo, fischi del palla di fiore. Del Pizzo, Sividini. Fa uscire il pallone, Alba, 4 al termine. Del Pizzo, Alba, Del Pizzo, Alba, Pedotti, Alba, Pedotti, gira palla il Petrarca che però non affonda, passano i secondi. Dudu Costa, Alba, a sinistra per Pedotti, in avanti per Costa, il capitano fa uscire la sfera, Pedotti, Alba. 3:30 al termine di questo match che vede il Lido avanti 3-0. Pedotti colpisce malissimo, rimessa Lido che vuole battere in fretta, Esposito, gran pallone per Motta che scucchiaia a cercare Cutrupi, esce Moretti, grande lettura del portiere, poi rischia Sividini che vince il rimpallo. Pedotti, Alba, di nuovo con il portiere di movimento Giampaolo, Alba, Sividini si gira, circondato, perde il pallone, arriva Costa, Motta chiude, ancora Costa, pallone in calcio d'angolo, 180 secondi al termine di questo match. Pedotti, Costa, Alba, Pedotti, pallone complicato, Alba, Pedotti, pallone che si spegne a fondo campo, c'è stata una deviazione del Lido, sarà calcio d'angolo. Pedotti, sempre lui su queste palle inattive, Sividini, Pedotti, Suolata per Costa, pallone all'indietro per Alba, passano i secondi, Pedotti a sinistra, Alba, si cambia lato, Del Pizzo a destra, troppo lento il giro palla del Petrarca, si difende il Lido che mette in fallo laterale, 2:26 al termine. Pedotti, Alba, Costa, va in porta, palla fuori e allora respira la squadra di Grassi che sogna il poker, sogna il quarto successo di fila per allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. Di Ponto a cercare Cutrupi, controlla male, riparte Alba, chiuso da uno straordinario Matteo Esposito. Alba, Pedotti, con calma, forse troppa, Sividini perde il pallone, Cutrupi con la porta vuota, sbatte sul palo, poteva chiuderla Cutrupi, si resta sul 3-0, meno di 2 minuti al termine. Alba, Pedotti, Alba, a destra per Sividini che torna ad Alba, Pedotti, Alba, deve fare in fretta il Petrarca, pallone centrale per Del Pizzo
che la perde, e allora attenzione Cutrupi, Esposito con la porta vuota, salva Alba che mette in fallo laterale, ma al Lido va bene così perché mancano appena 88 secondi. 3 gol di vantaggio, il pallone tra i piedi, può gestire la squadra di Grassi. Cutrupi, tocco all'indietro direttamente verso Edoardo Di Ponto che pensa al lancio lungo, lo effettua, pallone imprendibile per Rocia, sarà rimessa laterale, pronto Pedotti, fuori Moretti e allora torna a giocare con il portiere di movimento la squadra di Giampaolo. Del Pizzo, Dudu Costa, doppia deviazione, Di Ponto cerca la porta, la sfera arriva a Cutrupi, Cutrupi in mezzo, Rocia! Del Pizzo, il calcio d'angolo, evita il 4-0 del Lido. 64 secondi, il cronometro è amico del Lido di Ostia, avanti 3-0 in questo delicatissimo scontro salvezza. Rocia all'indietro, Esposito, siamo entrati nell'ultimo minuto, gestisce il Lido che però perde il pallone, l'errore di Cutrupi, prova Sividini, Pedotti, Alba, Del Pizzo, Alba, Del Pizzo, troppo lento il giro palla del Petrarca. Del Pizzo, va bene così al Lido, Sividini, Del Pizzo, Pedotti, Del Pizzo, Pedotti. Si avvicina la festa del Lido perché mancano meno di 30 secondi. Sividini regala il pallone a Cutrupi, palla fuori. Ma ormai il verdetto sembra chiaro, 24 secondi alla sirena, 3 gol a dividere le due squadre. Ormai una sentenza qui al Pala di Fiore. Pedotti però avanza, Dudu Costa, pallone a sinistra, l'intervento irregolare di Cutrupi che si prende il cartellino giallo. Ingenuità di Cutrupi perché con questo risultato a 15 secondi dal termine poteva evitare di prendersi l'ammonizione. Si è rialzato Alba, si riprenderà con un calcio di punizione per il Petrarca in una gara che ha poco da dire. Nervosismo finale al Pala di Fiore, risultato chiaro, 3-0 per il Lido che tra poco festeggerà il quarto successo di fila. Pedotti in mezzo, Sividini, Costa, la parata di Di Ponto che poi va a servire Motta, la tiene tra i piedi. Entrambe le squadre aspettano solamente la sirena contro la rovescia al Pala di Fiore, si abbracciano Lutta e Renghifo, finisce qui, il Lido di Ostia batte per 3-0 il Petrarca e conquista la quarta vittoria di fila in campionato.